Edicola Friuli. Oggi siamo a San Daniele, nel cuore del Friuli, in una delle città più rappresentative e soprattutto ricche di potenzialità. Ne parleremo con gli edicolanti di oggi, Federico e Arianna, ma soprattutto anche con i cittadini che chiedono anche di spingere, di promuovere ancora di più questa città perché è proprio bella e merita di essere valorizzata anche sotto il punto di vista turistico ancora di più. Questa settimana invece il Friuli presenta un focus dedicato alla sanità. Scusate il ritardo, questo è il titolo scelto. Quando c'è un codice rosso, un'ambulanza su 3 arriva oltre il tempo previsto dalla legge. Allora Alessandro Di Giusto ci guida all'interno delle statistiche e dei numeri che riguardano un periodo di riferimento per capire se c'è realmente un problema o se questi rallentamenti sono frutti di un periodo di rodaggio fisiologico, ovviamente legato alla riforma sanitaria della regione. Sul tema interviene anche l'assessore alla sanità Telesca, che spiega le ragioni appunto di questi ritardi. Poi focus su mobili e vini, ovvero la carica dei distretti del Friuli Venezia Giulia sul podio, un altro modo per fare sinergia e soprattutto per valorizzare le eccellenze del nostro territorio. All'interno approfondimenti dedicati anche a Manzano, bonus capannoni e boom di domande, naturalmente riflettori puntati anche su San Daniele e in particolare la questione del teatro a rischio, la giunta Menis e appunto c'è l'intervista al sindaco. E poi Pordenone, Vittorio Sgarbi trasloca in città, finalmente il Pordenone potrà avere un'esposizione nella sua città. E infine Ronchi, un pieno di cultura, poi naturalmente spazio anche a spettacoli con tutti gli appuntamenti della settimana e diciamo tutte e soprattutto anche gli eventi culturali di rilievo. Tutto questo lo trovate sul numero del Friuli in edicola. Adesso però noi invece ci mettiamo in marcia e andiamo a conoscere gli edicolanti di oggi qui a San Daniele. Andiamo! Accanto a me Federico e Arianna dell'edicola Absolute di San Daniele. Da 4 anni gestite questa attività e vi siete insomma messi in gioco da giovanissimi e avete aperto questa attività rilanciandola. Sì, abbiamo cominciato questa avventura 4 anni fa perché nella nostra famiglia sono tutti un po' nati nell'ambito dei giornali e dell'editoria. Abbiamo trovato questa occasione qua per cercare di rilanciare, secondo noi, il punto vendita più forte che c'è a San Daniele per i giornali e abbiamo incrementato con molte cose, quali souvenir, oggettistiche, regalo e quant'altro, e sta andando molto bene. È un'edicola in cui però appunto si trova anche molto altro, perché comunque ricordavamo prima dietro le quinte che San Daniele è anche una città turistica e insomma non sono pochi i turisti che vengono anche da voi per magari scegliere un souvenir tra i tanti che abbiamo anche fatto vedere. Sì, ci sono molti turisti d'estate da varie parti del mondo, anche parti che non ti aspetti, tipo australiani o persone lontanissime da noi, e vendiamo molti magneti, gadget del Friuli, e ci sono anche dei gruppi di friulani nel mondo che comprano le cose qui per portarle dove abitano e dove ci sono i friulani che sono emigrati da altre parti. Certo, sappiamo che abbiamo una rete di Fogolar Furlans molto attiva all'estero e insomma chi è friulano ma non può vivere qui in Friuli sicuramente è molto legato alla sua terra, in particolare appunto sicuramente San Daniele è una delle eccellenze anche della nostra regione dal punto di vista gastronomico e poi insomma un centro gradevole e tutto. Voi non siete diciamo originari di San Daniele, però siete stati ben accolti dalla comunità e vi siete pienamente inseriti. Sì, assolutamente. Noi abbiamo preso questa edicola con una società che abbiamo in famiglia dal 2000 che si occupa di outsourcing alberghiero, di pulizie civili e private e outsourcing anche per lavorazione conto terzi e confezionamento. Nasciamo da Pagnacco, adesso la sede si è spostata a Butrio e siamo venuti qua a San Daniele, sì, ma siamo stati accolti subito molto bene. È un salotto molto gradevole, sono tutti molto gentili e
non c'è stato mai nessun problema. L'edicolante è anche una figura di riferimento, specie nei paesi, per una clientela che ormai ovviamente è fidelizzata e tutto quanto. Quali sono le richieste più strane? Oppure anche voi nella scelta di rimodernare il locale siete andati incontro anche delle esigenze della cittadinanza che magari vi chiedeva e che prima non c'era? L'unica cosa forse i souvenir, che è stata una cosa che nessuno aveva qui, e noi abbiamo preso questa attività che aveva prevalentemente solo giornali, quindi trattava solo cose editoriali, e la sfida è stata piano piano capire cosa inserire perché la clientela tornasse, diciamo. Tra le cose anche un servizio in più da qualche tempo che forse vi porta una clientela più giovane, che è quello degli abbonamenti dell'autobus, giusto? Sì, gli abbonamenti delle corriere per le scuole. Sì, abbiamo avuto un sacco di persone nuove che non venivano qua da noi e anche da vari paesi qua vicino, e quindi sì, speriamo di incrementare nuovi clienti anche così. Anche perché San Daniele ha il vantaggio che tutto sommato è un paese, tra virgolette, diciamo autosufficiente, nel senso che è relativamente lontano dalla grande distribuzione o dai centri commerciali, e insomma chi è di San Daniele ha un'offerta a 360 gradi già sul posto. Sì, si muovono tanto perché è una piccola città. Non è proprio il classico paese che puoi trovare in Friuli da noi, quindi sì, loro hanno tutto, qua hanno il cinema, la scuola superiore che non c'è in nessun paese credo, e qualsiasi cosa, quindi sì. Voi comunque siete su un corso dove i parcheggi non abbondano ed è stato più volte oggetto di cambiamenti. Sì, lo è sempre, anche perché ogni anno poi c'è chi dice che era meglio l'anno prima e sarà meglio l'anno dopo. Sì, questa è la via principale per arrivare in centro a San Daniele, quindi arrivi in piazza poi direttamente da qui. Ci sono le domeniche quando fanno il mercato che chiudono la strada, qualche problema c'è, ma soprattutto per i residenti, perché magari chi è di San Daniele sa che la domenica è chiusa la strada, quindi non prende la macchina e non viene su in piazza magari a prendere il giornale fino a qua e magari va da un'altra parte a fare una gita nei paesi vicino, magari a vedere il lago di Ragogna, approfitta per fare altre cose. In questa avventura però non siete soli, Arianna. No, ci sono due nostre collaboratrici da molto tempo, e lei è Stefania e lavora qua la mattina, e lei è Simonetta che fa la consegna dei giornali, e la trovate qua anche il pomeriggio, e per noi sono molto importanti, sono un pezzo fondamentale. Siete un po' insomma una famiglia, sì, diciamo. Noi siamo come società, come gruppo, siamo una grande famiglia perché nostra mamma ha impostato così le cose e anche noi vogliamo continuare come ci ha insegnato lei, sì. Simonetta, lei è di Ragogna, quindi vive insomma nell'Interland del comune di San Daniele. Come si sta in questo paese che comunque è molto conosciuto appunto anche a livello turistico, e non solo il paese però anche tutta la zona ha delle peculiarità e dei paesaggi, insomma dei luoghi molto belli. Ma si sta comunque molto bene. Ci sono diverse realtà che richiamano il turismo a 360 gradi, se vogliamo, sia dal punto di vista enogastronomico, e non sono io qua a ripetere quello che ovviamente il territorio offre. Siamo un po' lontani diciamo dalla città capoluogo, però non c'è nulla, cioè è una zona del Friuli assolutamente di pregio e che poi viene appunto apprezzata anche a livello turistico, e proprio anche con i turisti voi lavorate qui in Edicola. Sì, lavoriamo con i turisti sia ovviamente per il fattore dei quotidiani, delle riviste, sia per i gadget che noi proponiamo. Su San Daniele specifico e anche comunque sul Friuli, cartoline e su quello che si può ovviamente anche vedere qua all'interno dell'edicola. Offriamo anche il servizio della Sisal, quindi col Super Enalotto, le varie ricariche con i vari operatori telefonici. Stefania invece la mattina è puntuale per l'apertura. Assolutamente sì, all'Orbon io arrivo la mattina, che comunque c'è anche la mia collega Simonetta, facciamo il controllo dei giornali, dopodiché appunto lei prende la sua quantità di giornali, parte, io comunque comincio a dividere quelli, perché comunque ci sono clienti che hanno delle prenotazioni anche qui, quindi io divido
diciamo quelli della vendita alle prenotazioni, dopodiché li comincio a piegare, a sistemare a posto. Dopodiché abbiamo i periodici, quindi c'è il controllo da fare, tutto quanto. Com'è lavorare a San Daniele, nel paese, nel cuore del paese? È una cosa che mi piace, qui comunque la gente è molto affabile, cioè un attimino, diciamo magari l'impatto, però poi insomma si va via. Io comunque il lavoro mi piace, sto bene, le mie 7 ore che sto qui sto bene. Bene, cerco insomma di essere il più possibile disponibile al cliente e cercare di accontentarlo insomma il più possibile. I gadget che vanno di più? Uno tra la bandiera piuttosto che... Gli adesivi sicuramente, poi c'è i magneti del prosciutto, diciamo sono le cose più... e dopo diciamo comunque quello che è inerente al Friuli più o meno tutti acquistano. Come si sta a San Daniele, città? Ma mi sa 44 anni che sono qua, ho sposato un friulano. E lei è originaria di? Vicino Padova. Comunque sono mezza friulana per capire, per modo di dire. Comunque niente da dire su San Daniele. Sto bene e non mi manca niente e anzi ero andato a abitare a Maiano e sono ritornato a San Daniele. Potrebbero migliorare qualcosa a livello di, secondo me, di ricezione turistica, perché si potrebbe sfruttare di più questo marchio, anche questa posizione. Stava meglio prima quando era tutta la piazza, più mobilitata la piazza, adesso che hanno spostato tutto a bassa qua non sa niente bene più. Cosa ne pensa dei servizi dell'ospedale, dei soccorsi, se secondo lei sono puntuali? Per me sì, finora è andata bene. Sì. Quindi la riforma anche sanitaria regionale? Sì, abbiamo poche corriere, quello sì, per noi, per venire qua. Meno male che c'è il comune che ci aiuta quando proprio abbiamo bisogno. E ho lavorato 30 anni con le ambulanze perché ero autista di ambulanze e penso che, mi dispiace dirlo, ma penso che la riforma sanitaria nuova non abbia aiutato tanto da quella parte. Pensa che sia un problema di rodaggio e di andare a pieno regime di questa nuova riforma, o proprio che ci siano dei problemi strutturali a livello proprio di soccorso, anche alla luce della sua esperienza trentennale? Ma io penso che sia anche un problema di rodaggio, perché si sa tutte le cose che nascono nuove hanno il tempo anche per essere messe diciamo corrette durante il corso d'opera. Per cui penso che sia quello, ma io sinceramente per me ridurre le aziende sanitarie è stato più un danno che un pregio, perché si è allargato un territorio enorme come la Carnia fino giù a Mortegliano che io penso che sia impossibile gestirlo. Ecco. Edicola Friuli finisce qui, grazie per l'ospitalità a Federico, Arianna, Simonetta e Stefania. Al prossimo appuntamento per noi è a Palmanova. Ciao, grazie. Ciao, vi aspettiamo. Buona serata e alla prossima puntata.